Avviato 3. Chat super più. www. .cazzo.org. Allora, siamo riusciti ad avviare la live, finalmente. Io sono Giammo. Finalmente. E lui allora, è Enzo. ma sudato. E noi siamo il Team Rocket. Non c'è Meo. Salve, mi ero dimenticato di Groot. Sei diventato enorme, non ci? Allora, Gianmarco, siamo usciti dal palazzo del re delle scimmie, abbiamo ballato l'altra volta. Abbiamo il permesso. Possiamo andare. Quindi possiamo andare avanti. Vai, ti seguo. Allora, vediamo un po'. Gancetto. Perché è sgrodolato giù? R1, laggiù. Aspetta, c'è un gancio qui sopra. Non se l'aveva preso. Salve. Allora, esploriamo un po' perché aspetta, di là ci sarà qualcosa di grosso più grosso. Capire come arrivare. Allora, tu rompi qua. Ok. E poi se... Aspetta, però quello mi dà l'impressione del mondo del ghiaccio. Quindi non è che in realtà dobbiamo vedere prima qua se c'è qualcosa. Aspetta, c'è una slot machine qua, aspetta. 3 di fila, per favore. Solo scommetti. Rosso. Moletti. Sono stato sgrodolato. Servirà qualcosa, no? Ho vinto delle banane, Gianmarco. Gianmarco, tante banane. Io come vinco? Devo andare sul giallo, credo. Aspetta, fammi provare a me. No, non ti Ma perché mi hai ucciso a me? Cosa c'entro io che ero passato sotto? Scelgo il giallo. Viva le banane. Omicronix, bonsoir. Buonasera, Meteo. Il caramba, che sorpresa. Dai, esci giallo. Ciao, bello. Dimentico sempre i nickname, sono troppo una capa in merda. Nero, va bene. No, e allora qui c'è solo un po'... Ma non è che c'è qualche segretino, qualcosa dietro? No, niente, niente. Devi andare tu di là. Abbastanza bene, stiamo cercando di capire i misteri di sto gioco perché c'è qualcosa di segreto e vogliamo assolutamente arrivarci. Tu come stai, Medio? Sto tornando indietro. Ok, no, sono andato di qua. Quindi mo adesso ti apro Sgrondel qui. Aspetta. Vai, Sgrondel. Sgrondel, scusami. Sali sopra. Oh, si è rotto. Ah, dovresti saltare. Sì. Aspetta, vai. Sì, grazie dell'avvertimento. Sei pronto? Vai. Ok. Vabbè. Vai, io sono Groot. Quello è l'ingresso del palazzo di ghiaccio. E io sono Lontra. Io sono Groot. Oh, grazie, Medio. A parte te. Oh, grazie mille. Vabbè, sto tempo e merda, già ci mi ci basta. Medio, se domani ci sei mi trovi, a me, quindi nel caso ci possiamo sentire domani. Sono 2 giorni che non gioco a Monster Hunter, sto iniziando a subire un attimo dei problemi. Allora, come per andare avanti... Ah no, basta semplicemente che andiamo qua e spingiamo il portone immenso. Vabbè, ci sta, perché no? Facile. Lo so molto male. Infatti mo domani finisco di lavorare. Sconto le mie pene contro i mostri. Tanto male. Sì? Anche di 8 stelle. Me ne Caso foto. è questa la storia che hai inviato a Re? No. A me Gianmarco e Giuseppe mi hanno insegnato una cosa di Monster Hunter. Ci sono mostri e devono andare giù, punto. E l'hai scritto. Buonanotte. Buonanotte e buon riposo. Ciao, bello, buon lavoro. Ma era un periodo in cui la vita era... Oh, che bel castello Marcondiron di Rondello. Anche il cielo. A livello grafico è fatto benissimo. È bello solido, non scende mai sotto i 60 anche con tante cose a schermo. Molto bene. Ok. E non ci stiamo facendo problemi nel giocare nel ruolo di 2 ragazzi. Quindi guarda, non è un problema che il protagonista siano donne oppure no. Il problema è quando fanno giochi di merda. Giocano nella merda. Guarda che strana sta cosa. Ingresso appariscente. È il momento. Vai, potere della Lontra. Certo, ma come facciamo? Allora, vedo dei pulsanti. Pieno di sorprese, ma lo siamo anche Io noi. ho qualcosa da rompere qua, così. Ok, vedi un attimo. Posso andare da qualche parte, aspetta. Però non sono dorati questi. No, forse devo fare qualcosa dopo. Nient'altro.
puoi premere i bottoni questi qui? Vedi un po' come grosso o più grosso? No, dobbiamo trovare queste cose in giro? Aspetta, lì c'è una torre, ma non ci interessa. Giù c'è la morte. Io al massimo posso andare Ah, qua. devi entrare qua dentro. Ah, aspetta, aspetta, dimenticavo che c'ho i saltellini, è vero, Tu devi entrare aspetta. nel baule. Aspetta un attimo. Dimenticavo dei saltellini. Allora, Bello. Io aspetto qua. ok, vai Gianmarcone. E io come faccio a sapere che... Allora, aspetta, vai questo qua, vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai all'ultimo. Allora, aspetta. Aspetta, ok, li dobbiamo girare in un certo modo. Aspetta, vai su quello che stavi menando. Vai su quello che stavi menando. Ok, fermati. Li dobbiamo di quali sono. Caduto il tempo. Ok, aspetta, con calma. Vai. Allora, fai come ti dico, vai all'ultimo a destra. Ok. Premilo e vai a fianco scendendo a sinistra. Ok, vai poi a questo, premilo. Lo devi premere una volta per far vedere a me quale si muove. Io lo cambio qua e tu lo ripremi di là. Premi i primi due. No, due. Ok. Vai a premere i pulsanti. Vai a premere i pulsanti. Ok. Premili tutti. Ah, cazzo. Oh, ok, ma ho Ok. capito. Ok. Allora. Parti da un lato. Aspetta. Parti da un lato, dove preferisci. Da qua, destra. Ok, aspetta. Fatto. Quello dopo. Ok, inizia a premere quello accanto. Ok, premi pure questo. Poi Vai gli questo. altri due. Premilo. Ok, e poi questo qua. Aspetta. Vabbè, già, due, tre passi. Vai. Ok. Puoi ingannare una volpe. Ingannare una volta. Ok, salve. Ok, allora, mo devi spingere tu. Però io posso usare Gruz. E io con Gruz posso alzare... Ah, aspetta, allora. Lo dobbiamo spingere qua dentro. Lo devi spingere qua dentro. Qua io ti devo bloccare i cosi per fare il percorso. Ok. Allora, quindi se tu lo spingi... Ops. Questo credo di averlo già visto. Oh sì, perché è una figata. Vabbè. Allora. Buttalo di qua. Subito. Al massimo questo qua. Aspetta un Come attimo. percorsi di ghiaccio Esatto, di esatto. Pokémon. Vai. Allora, questo qua. Lo abbiamo bloccato qua. Vai, Poi quello dopo. vai, vai. È fatto a sto punto. Questo qua. Vai. Quindi poi aspetta, aspetta, aspetta che qui c'è l'inghippo. Se noi lo alziamo di qua e tu lo spingi di uno. Ci proviamo. Ti fai quello di fronte, mo? Ok, a questo punto. No. Quindi dovremo vedere di farlo rimbalzare qua. Oh, aspetta, ce l'ho. Buttalo. Alza questo e poi vado qua. Ok, vai così. Ottimo, aspetta. Ah, ok, di qua, poi in alto, destra e poi di là. Ok, ok, aspetta. Vai davanti. Vai, Sono fortissimo. Prossimo. vai. Vai. Guarda! Watang. Poi vediamo se ci arriviamo normale a sto livello. Perché ho letto sta cosa di sto livello segreto. Noi vediamo se lo troviamo. Se no, vediamo come si trova e lo Questa è una zona facciamo. segreta, dici? No, questa è una zona normale. Aspetta, ma ce n'erano due. C'è altra strada, lo zip. Secondo me questo è extra, lo zip qua sotto. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Noi di qua possiamo andare? Non si apre, quindi non dobbiamo andare di qua. Fuori di qua cosa c'è? Non lo so. Che qua non ci siamo andati proprio. Non ti incazzare. Allora, Dobbiamo sedere, c'è un dialogo. panchinozzo. Aspetta. Ecco qua. Introspettiva. Introspettiva. Oh, quanto vorrei una bella cioccolata calda adesso. Non fa così. Io vorrei un tè. Ah, anche un tè non sarebbe male.
con un po' di miele. Dai che state diventando amiche, E un dai. pizzico di zenzero? Ma sì, perché no? Mm. Ah, peccato che qui non ne abbiamo. Già, un vero peccato. Va bene. A posto. Ok, allora no, dobbiamo Sto andare per congelando. forza di là. Andiamo via. Sì, dobbiamo spodestare il Non l'importante è che vediamo comunque sempre un pochino in giro e che credo che stia prendendo di base tutti quei portali extra. Però più che altro ci sono capitati finora normalmente, quindi proprio di extra, di segreto no. Allora, tu qua al momento puoi passare come l'ontra. Sì. Ma non vedo Ok. l'ora di incontrare il re Oh. dei ghiacci, visto il modo in cui ne parli. Si poteva Non dire. dirmi che nelle storie Ma hai da scimmia? dei No, non cattivi. basta. Ok, una stradina diritta. Ok. Eccoci qua. Salve. Qui cosa facciamo? Allora, qui c'è una finestra piena di neve. Qui tu ti devi tuffare qua Ah, sì, dentro. io devo andare a fare il bagnetto. Devi fare qualcosa tu giù. No, cosa? Qua non vedo niente. Forse devi attivare prima tu qualcosa da sotto. Così? Sono soddisfatta. È stato un come sei piacere. evoluta Prego. questa È one, avventura. è two, è one, two, three. Ok, c'è un fiore. Vedi se riesci ad alzarmelo. Preso. E si rompe vetro. A posto, fatto. A Con le posto. chiavi in metallo? Quando ero bambina, Ok. una volta per sbaglio ho leccato un clavicola. Attenzione. Via. Guarda mio. Ok. Oh, storietta secondaria. Ottimo. Dai. Ottimo. Siete pronti? Dai. È il momento, viaggio nell'universo nuovo. Allora, dacci di nuovo qualcosa un po' flippato di cervello. Dai. Dai, dai, dai. Ok. Tema spaziale? Tema Quale sarà la futuristico? citazione di oggi? Ma perché siamo finiti con un Death pianeta che Stranding. sta succedendo di tutto qua dentro? Niente, Gianmarco, scappa, scappa, siamo nella merda come al solito, va. E io continuo a guardare la telecamera tua. Pensavo slittasse. No, fermi, fermi. Salto a muro, salto a muro. Ah! Come un Power Ranger. Provo a vedere sempre se c'è qualche Ah, io devo oggettino. fare un giro. Ok, c'è un computer qua. Ok, dobbiamo bypassare il sistema. Fatto. C'è un problema, è esploso tutto. Quello è un sole. Sì, un sole morente. Questa volta ti sei davvero superata. No, piccolo problema, Ok, ci dobbiamo riparare dietro e andare ogni tanto. Ok, va bene, va bene. Allora, dietro al vetro. Che io guardo la telecamera. No, mettiti qua dietro. Ok, vabbè, vabbè, vabbè. Ok, e resistono solo una volta. Tacci loro. Ricordate, bambini, la crema solare è importante. Aspetta, io vado un po' indietro. Vai, fatto. Sbagliato pulsante, sbagliato pulsante. Vai presto. Aspetta, vai, bello. Ok, ok, sto qua, sto qua. Qua dentro dovremmo stare tranquilli. Veniamo, veniamo, veniamo. Vai, vai, vai. Sentivo giusto un po' di tensione nell'aria. Apri qua, apri qua. Consiste nel neutralizzare il nucleo o per l'intero. Ah, facci entrare. Bravi, 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 bravi. Vai. Contemporaneamente. Se Ok. l'abbiamo mazzuto. Uff. Sto a posto. Ma noi stavamo nel regno dei ghiacci. Dobbiamo combattere contro un sole lucente, sole di corallo. Ma perché? Aspetta. Vai, vai. Oh, si sta bruciando tutto. Oggi niente verdure per quelli del laboratorio. Ok, sono arrivata giusto in tempo. Ok. Sempre diritto? Penso proprio di sì. Aspetta, Giamma. Ok. Vai. No, perché? Perché ho premuto salto? Perché?
Perché? Perché questa sequenza di eventi va contro di me? Sto scappando. Io sto ancora indietro, aspetta un attimo. No, Gianmarco. Brutta faccenda. Ok. Ho trovato quella doppia chance di morte rapida, non mi ha fatto capire niente. Allora, uno di qua. Vai di qua, Aspetta, Pippo Baudo di qua. Mi metto proprio all'ombra. Ok. Ok, vieni qua. Eccoci E qua. qua siamo Fatto. protetti. E sgrondel. Non è una vera bomba. Accidenti, preparati. Il vetro terrà. No, l'ascensore proprio che ha fatto boom direttamente. Scappate tutti, scappate tutti. E dove ci Dobbiamo nascondiamo? arrivare là dietro per Ah, ok. Quindi dobbiamo correre super mega veloce, vabbè. Ok, vai, vai, vai. Aspetta, facciamolo fare e partiamo col timer a zero, aspetta. Aspetta. Vai. Oh no, sono morti tutti. Via. Ok, oh, stanno succedendo i McCatzen. Madonne. No, dove cazzo andiamo? Bisogna premere il pulsante là. Aspetta, 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 fermati, fermati. Vai, mo devi premere tu quello là. Qua, aspetta. Aspetta, aspetta, mi tolgo da sotto. Vai. Vai. Oh no, aspetta, aspetta, aspetta. Pippe Baudo. Lotta contro il male. Niente. Cazzo, per una frazione di secondo. Ah, ok, io sono responsabile. Allora, Ok, facciamo aspetta. esplodere e poi andiamo. 1, 2, 3. Non so Che che... sei avido? Sono vivo. Dove sei? Ero in basso a destra su un Ah, cornicione. No, no, perciò sono rimasto un attimino pure io così. Esplodere. So ce la facevo col tempo. Aspetta un attimo. Vai. Vieni, salta. Ok, aspettiamo. Ti libero. Vieni. Corri. Libera me, libera me. Vai, Pippe. Ok. Ok. Andiamo. Vieni. A posto. Fatto. Interessante questo... Mamma mia, questo stage. mamma mia, mamma mia. Allora. Ah, mamma Pompei. Aspetta, 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 aspetta. Ok. Siamo dietro a questi cosi, così. No, stai tranquilla. No, sì. Ok, fatto. Quindi qua siamo tranquilli. Sì. Sembra di sì. Io stavo guardando la telecamera tu un'altra volta. Ti ho detto perché non sto muovendo la telecamera e si muove la telecamera. No, non sono incorreggibili. Io mi considero una tipa tranquilla. Ok, di qua. Aspetta. Come un'eruzione Ma come c'è così? Ah no, pensavo che entrasse e che è dove si vede la luce comunque. Dai. Oh, Via. Pippe Baudo. Vai. Pulsante. Push the button. Push the button. Pusha. Pusha veloce come il vento. Ok. andiamo. Abbiamo schermato. Aspetta, ho sbagliato il pulsante. No, perché? 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 È una mia A posto. impressione o le eruzioni sono più frequenti? Vieni. Sì, il tempo sta Premeva un bottone. Premeva un bottone. Premeva un bottone. Premeva un bottone. Bottone. Vai, giusto in tempo. Vai, 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 vai. Corri. Metti qua dietro. Andiamo avanti. Ok. A posto. Corri ora. Ma è diventato con i ciuschi sto no, no, perché sono rimbambito stasera. Pure le altre sere sono rimbambito, però un po' di meno. Aspetta. Vai, 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 aspetta, sto qua. A posto così. Merda, problema.
Ne siamo qua? Ne siamo qua? Arriviamo ora. Aspettare qua. Ah, aspetta, pensavo era con R1, aspetta, errore mio. Ah! Dove va? Non ho sbagliato qualcosa. No, dobbiamo premerli Siamo velocemente. fatti insieme, vero? Se tu parti senta di me. Allora, aspetta. No. Via. Ok, Via. vai. Ehi, guarda le mie lenticchie. Ok, vai, vai, vai. Ah, cazzo, per uno. Non mi ha preso il primo, tra l'altro. Vabbè, vabbè, vabbè. Tanto abbiamo capito, aspettiamo. Spara sole, dai. Ma qua. Vai solo. Via. No. Perché sono saltato? Perché? Perché? Ok. Attiva scudo. Oh, sì. Ci dobbiamo riparare noi adesso. Vai, 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 vai. 1, 2, 3, stella. Su, presto! Ok, push the button. Sforza finale! Sì. Muoversi, muoversi! Via, 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 via. Scudo! Se ne fai due di fila, no, però. Se ne fai due di fila abbiamo un grosso Tu problema. ti puoi proteggere dietro al mio. Facciamo sta Dobbiamo volta. provare così, eh. Lo faccio io. Vieni. No, aspetta però. Ero troppo lontano. Ok, partiamo insieme. Aspettiamo un attimo, non è che ne fa due e poi ne fa uno e ci sta Manca fuori purgando. questo. Ne fai uno. Ne fai subito un altro. Li fai proprio a ripetizione. Ok, No, dobbiamo aspetta. fare uno io, uno. Vieni dietro di me. Fai prima tu il primo? Aspetta, aspetta, aspetta. Non ci stava ancora, da zio. Prepara. Ok. Ricaricati bene. Ok, aspetta, dopo di questo, vai. Fai scudo tu. Faccio scudo io. Fai scudo tu. Faccio scudo io. Fai scudo tu. Faccio scudo io. Fai scudo tu. Vabbè, qua siamo a posto. Bello, Dozzi. Bello. Oh, vai, push! Capi, capi, capi. Non l'avevo visto! Rompi il sole, Gianmarco! Abbiamo distrutto un sole, Gianmarco. Abbiamo risolto! Loki? È stato facile! Oh cazzo, ho fatto bordello, buco nero. Amore. Ok, va bene. Ok, piccolo extra parecchio Bellino. interessante. Ma che diavolo ti passa per quella testa? Che dici? È Fa stato tanto Eddie. Raidon i costumi così, eh. Sì. Oh, ti ci abituerai. Allora, Andiamo. va bene, un piacevole Oh, antipastino. bellina. È un doppio Quella di lazzo. maiali per ora vorrei Sì, imbattere. sì, totalmente inaspettata. Allora, qui un po' di esamino pazzo, Toglie secondo davvero il me. fiato, Zoe. No, Non qua non c'è lasciarti niente, ingannare. qua non c'è È niente, stata no. creata da un essere spregevole. Lo so, ma il re dei ghiacci ha un certo stile. Allora, c'è una scala e c'è un corridoio. Sembra che si debba andare di là, però la scala... Porca giusta. No, niente, va bene, va bene. Magico corridoio del McCatzen. Culetti freddi. Oh no, tigrone grosso, aspetta. Ok, mio. Ora viene la sala del trono. Ok, ora spodestiamo il re. Vedi se c'è qualcosa. Fatto. Vai, Lontra. Manda su. Aspetta, devo mirare. Ok, aspetta.
Fallo adesso. No, povero, no. Vedi da qua se ce la faccio. Penso di sì. Vice Brondel. Ok, a posto. Quindi devo guardare dove sparo. Bene. Parte canzoncina Stai in stile guardia. Frozen. 10 a È 1. nascosto da qualche parte. Allora, pinguino gigante. Prego. Dunque, che mi sai dire del re dei ghiacci? Oltre alla passione per l'interior design. È la creatura più malvagia e pericolosa che esista. E se non lo sconfiggiamo, l'intero sottomondo soccomberà a un inverno senza fine. Mio, Guarda chi ho trovato. Sto aspettando. È lui? sta lontana da quel gatto. È lui? Oh, ma tu sei il più bello di tutti. È il re dei ghiacci. Questo cosino. Ma smettila. È ispirato al gatto dei miei vicini. Quel piccolo mostro perverso non faceva altro che disastri. Ci perseguitava. Ce l'avevi col uccideva gatto? topi, uccelli, scoiattoli, tutto. Come, è un gatto killer? Non uccideremo un gatto. Coccolami o muori, umana. Gatto, adesso ci sono dei problemi. Coccolami o muori. Vabbè. Wow. Sta calmo, fiocco di nere. E morte sia. Ush! Ma In cosa ti trasformi adesso? Posso chiedere chi osa disturbarmi c'è così, senza vabbè. farmi le coccole? Siamo qui per porre fine per sempre al tuo regno del terrore. Raramente includo nel mio menù degli esseri umani. Oh, povero me, ma per la miseria. Oggi deve essere proprio il mio giorno fortunato. Si è incazzato il gattone! lo zi. Gattone! La perla è la fonte del suo potere. Dobbiamo distruggerla. Lo zio, rompiamo il gattone. Che dobbiamo fare? Sei pronto, amico Groot? Rompiamo il gattons. Oh cazzo, per il momento sta rompendo lui a noi. A posto. Trasformazione. Allora. Vediamo cosa possiamo fare. Qual è il tuo pattern? Dove sei gattone? Oh no, gattone. Questo non mi sembra un gioco. Pensa a morire. Attento, lui è molto lezzo. Bastardo. Falla via. Cazzo. Ok. Ah, No, grande attacco scimmia. Ok. Era il pre-fight, allora. Oh, Pippo Baudo. Ma non credevo a sti livelli. Aspetta, gatto, fermati. Oh, aspetta. C'aveva una cosa sullo stomaco. Fammi avvicinare. Alzati. Devo capire quando lo fai. Vai Gianmarco, bloccato. Aspetta. non riesco a Buttato giù. Di qua. Gianmarco, prendi a cazzottoni. Cazzottealo. A posto. Sei stato cazzotteato. Però si è incazzato. Sì. No. Oh no. Zampata forte. Ma quale sfilata? Cazzo. Qualche altra cosa. Ok, poi vai centrale. Alzati in piedi, dai. O dobbiamo fare qualcosa o dopo 2 serie si stancherà. Ah, bastardo, l'ha fatto di lato. Aspetta, mo lo fai. Vai Gianmarco. Tieniti pronto. Menalo. Mena il gattaccio. A posto. Per ora tutto. Bene. Si è incazzato però, giustamente. Preso le botte. Volevi le coccole? Oh no. Beh, un po' mi spiace. This is a problem. No, salta. Le tue storie sono piene zeppe di violenza e poi ti spiace per il re dei ghiacci. Merda. Non lo so. Forse?
Oh no. Ok, gli devo lanciare le cose addosso, ok. Aspetta. Ok, io già sono pronto. Non sono pronto più, Gianmarco. C'è un problema centrale molto grosso. Che come togliamo? Oh. Cazzo, sta andando proprio contro. No, no. Sì, tutti li sto prendendo. Ok, Gianmarco. Entra in acqua, ora! Vai. Prendi. Sgrondel. Così impari a addormentarci! No! Vai Gianmarco. Sono morto. Ma ormai. Va bene, va bene, va bene, va bene. Vedi se ce n'è un altro, aspettami. Ah, per poco non l'ho preso. Aspetta, vai. Vai. Vai Gianmarcone. Questa è per tutti gli animali! Minele, minele. Minele forte, minele forte. Daglio cazzotto. Ok. Ma è diventato squirrel. Vabbè. Evitiamo di nuovo tutti i tornadi, eccetera, eccetera. Ah no, ma fai un'altra cosa ancora, bene. Comunque sono tutti pattern diversi, eh. Questi non li posso buttare in nessun modo, che non sono verdi. Poi li dobbiamo fare, già ma li dobbiamo fare esplodere qua sopra. Esplosive! Spacca lo stagno ghiacciato! Lo stagno si rompe! No, sporcaccioso che non sei altro. Oh cazzolo. Ah, se appare all'improvviso così però. Ok. Butta palle di pelo. Vieni, vieni. Aglia. Butta palla di pelo, dai. Vieni, palla di pelo, vieni. Ok, aspetta, 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 aspetta. Aspetta. Vai. Ok. Menele, menele. Prendi brutto gattaccio. Aia! Ya! Ya! Aia! Aia! Huntsman! Sambu Kong! E voilà. Signor gatto, si calmi. Ecco. Sei divertito? Hai giocato? Ora è diventato un Fatti bully. ingannare! Su, vai via! Fatti incazzare il re dei ghiacci, però. Quindi abbiamo risolto l'arcano mistero? Ho vinto? Abbiamo vinto il gioco. Ok, abbiamo tolto tutto il ghiaccio. Vabbè. Gattaccio di me. È fatta! Ok, no, Gianmarco, Ancora abbiamo una salvato un volta, altro la nostro speranza della mondo di vita fantasia e di viene pura portata realtà e di sottomondo, finzione. e tutti vivranno felici e contenti per sempre! Vabbè. Ammettilo, Dito sgrondella a non è tutti. così male, eh? Infatti Che la cosa? puntata l'ho chiamata nel fantastico mondo di Sgrondel. Troppo bello. È stato interessante. Puoi fare meglio di così. Va bene, la parte delle scimmie non è stata così tremenda. Vedi, lo sapevo! Dai, dacci qualcosa di strano, dai. Finalmente. No, riesco pure a fumare la sigaretta perché mo a questo punto è tutto un blocco di storia, quindi ci possiamo anche riposare un pochino. Allora, voi che state combinando? Tu chi c'è dietro a te? Ecco. Sentite, ho un piano. Le tireremo fuori da lì. Ho un brutto presentimento. Prima abbiamo ricevuto le accuse sulla macchina che ruba le idee, e ora questo. Non c'entrano le idee. Le idee sono facili, tutti le hanno. Ciò che stiamo facendo è estrarre la creatività stessa da migliaia di menti, tutte al nostro servizio per generare capolavori da vivere, toccare e sentire. Signore, stanno tornando. Ora arrivo. Devo andare. Dovete fidarvi di me.
Fidati di me. Ok. Cosa sentiremo adesso? Secondo te quanti colpi potrà reggere ancora? Non lo so, ma lo scopriremo. Cosa sta succedendo? Altro portale. Ok. Abbiamo altro da fare. Direi che è tutto pronto, signore. Allora vai. Che cosa è stato? Mio? Zoe? Salve? Salve, qui è Raider, fondatore della Raider Publishing. Mi sentite? Ah, pezzi e me. Collegato. Ti sentiamo. Bene, innanzitutto vi porgo le mie scuse per questo piccolo disguido. Vi assicuro che stiamo già lavorando a una soluzione. Tuttavia, per potervi assistere nel modo più adeguato, ho davvero bisogno che abbandoniate la ricerca di quei glitch. Sta soltanto peggiorando la situazione. Puoi anche gettare la maschera, guarda che ormai abbiamo sentito tutto. Che cosa? Sappiamo che non puoi fare altro che estrarre tutte le nostre idee e portarcele. Sei un impostore! No, 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 vi state sbagliando. No, anzi, vi Vogliamo state soltanto sbagliando. comunicare. Aspetta un attimo. Io sono dalla vostra parte. Certo, Ascolta, certo. noi usciremo da qui. E se per farlo distruggeremo la macchina, così sia. Sì, io dico che te la sei proprio cercata. Diglielo. Aspetta, Mio, magari potremmo risolvere la situazione di tuo padre. Ah, Ci siamo informati. Se hai bisogno di un aiuto economico, io potrei darti una mano. questo è il mio, sì. Sì, quello è tu. Davvero? Sì. E in cambio voglio solo che adesso smettiate di cercare quei glitch. No, toccato tasto Non sei dolente. venuta qui per essere pagata, dopo tutto. E se ti dicessi che possiamo risolvere i tuoi problemi oggi stesso? Ecco, questa è cattiveria. Sta bleffando. La scelta è tua, Mio. Mio, ascolta. Tutto quello che ci ha detto, la pubblicazione, l'offerta d'aiuto, erano tutte bugie. Raider non vuole aiutarci, vuole solo usarci. Lo hai detto anche tu. Già. Non farti venire il dubbio, che se ti fai venire per un secondo il dubbio sei fottuto. Non potete fare. Questa follia. Non lascerò che distruggiate il lavoro di tutta la mia Ecco, vita. le persone si distinguono per quello che sono. Produttiva. Ferme. Troverò un modo per fermarvi. Mi avete sentito? Io troverò. Nel mentre noi continuiamo a sfondarti la macchina. Quindi, suca. Però noi poi dobbiamo uscire da dentro quella bolla. Diventato Tron? Mio! È il Divers. Io contro te? Ascoltate, soldati! Questa è l'operazione. Ah no, siamo in squadra, siamo due unità diverse, ma siamo lo stesso team. Passeremo alla storia. Ok, è diventato Halo. Ok, vabbè. Quei maledettissimi robot hanno ultimato la loro arma suprema. È un po' di Helldivers. Sai, Tra l'altro verremo colpiti da un razzo e moriremo tutti. Moriremo tutti? Cosa? Moriremo tutti? No, no, non ascoltatela. Andrà tutto alla grande. Ce la caveremo. Perché tu sai che loro stanno per morire e non ci puoi fare niente. Cioè, come fa? Sul serio, Mio! La nostra missione è trovare e distruggere la fonte della tossina. È tutto chiaro? Certo. 1, 2 e 3. Dai, salta! Ci fai fare anche la parte in volo, dai. Premi quel pulsante! Il lancio avverrà fra 60 secondi. Oh no! Ecco qua, problema risolto. Oh, sì. Donzini, dobbiamo scappare. Ok, a posto. Tan tan, Arriva tan tan. Eccolo là. Ok, stanno iniziando a cadere giù come delle mosche. Va benissimo. Ok, evita astronave, che sennò fai male se fai boom. Oh cazzo. Si è aperto per Ah, puro possiamo anche culo. provare a mezzare. Ah, ok, ottimo, benissimo. Buttati dentro. Oh no, è caduto un robotto. Sì. Oh porca la puttana. Bello. Bello però. Bello.
Ok, fa il suo effetto. Boom, preso proprio in faccia aglia, molto doloroso. Ok, aspetta. Ok, ci siamo recuperati, fila attenzione. bordello. Merda. Tuffo. Ok, già ma fatto. Arrivo. Ok, via. Andiamo. Oh, Gardaland, vai. Buttati giù. Giù per il tubo. Ancora più giù. Ok. Tanto non abbiamo problemi d'ossigeno. Veramente giochi di qualunque tipo, come c'è la parte in acqua, ok, quanto ossigeno c'ho? Quanto Qua possiamo? fortunatamente non ci sono questi problemi. Allora, fase 1 fatta. Adesso siamo nella base. Ah, è tutto sommesso qua. Bene, benissimo, molto bene. Allora, qui c'è una scala. Come abbiamo fatto a non morire? Allora, di che parlava Raider prima che arrivassimo qui? Abituati alle armi. Ah, possiamo sparare, Gianmarcone. Come? Vai tu. Spara tu che è rosso. Ok, quindi io posso sparare i verdi, tu devi sparare i rossi. Ok, e si tengono, almeno questi non sono a tempo. Le nostre Ok. armi sono calibrate per la struttura, ci aiuteranno a rimuovere gli ostacoli. Mio, aspetta. Dai, dobbiamo andare. Effettivamente finora non avevamo mai sparato. Fino all'alba per No. completare la Sì, missione. sì, so che l'umanità sta per Io c'avevo finire la tutta spada, tu la questa- frusta questa abbiamo fatto, storia ha ma qualcosa a che fare poco con No, la io sì, missione abbiamo di sparato con Raider. le moto. No, Vabbè, Dobbiamo andare avanti a darmi spianate. mio. Cosa? con pistoloni in mano, io sembro Mega Man. Tu sei Mega, io sono Proto Man. Ok. Senti, Magari non è casuale la cosa, No, né quella di nessun altro Credo che proprio di no, che altre citazioni già le abbiamo trovate, quindi sì, è altamente possibile che sia bisogno Magari del sì. per questo motivo Siamo qua. anche A Icon. me serve la tua. Non tutti ce l'hanno con te. Alcune volte sfogarsi può anche essere salutare. Tira fuori, butta fuori. Ok? Salutare. No, salutare in quel senso, Gianmarco. Però è salutare, scrivo. Salutare inteso come salutazio, salutorum, interiorum. Sì. padre si è ammalato. Ah, ok. E questo l'avevamo capito da Facciamo dentro e fuori dagli il bisogno di soldi per le Così ho cure. iniziato a scrivere, tanto per ammazzare il tempo nelle sale d'attesa. Quindi è questo che intendeva Raider con la tua situazione finanziaria. Che posso dire? Le cure mediche sono costose. Ora possiamo... Sì, sì. Ad armi spianate. Dai, Ok, ah, c'è cosa qua? no. Andiamo. Mio, cos'è quella voce? Comunque, È solo il sistema di difesa della struttura, non farci caso. Ok, vai. Questi secondo me sono a tempo, aspetta. No, questi qua non tanto, ok, ma pezzi a tempo ce li metterà per forza. Sono tornati? Ah, ok, c'hanno comunque un bel po' di tempo. Ok, questi qua. Allora, a sto punto. Sei pronto? Queste armi sono così facili da usare, anche per una pivella come me. Niente pivelli in questa Caduto nello missione. sgrondel. Sei una super guerriera super Vai, vai. addestrata. No! Pippe Baudo! Aspetta, fate se ce la faccio. Ok, il mio ce la faccio da qua, ok. Ok. Ok, è stata pensata bene, ok. Vedi, il gioco non aveva previsto uno sgrondel come te, però nessun problema, tutto. Noi non ci possiamo uccidere. Ok, va bene. Che dispiacere. Aspetta. Ecco. Detto aspetta. Io mi stavo calcolando il tempo e tu vai. Dobbiamo fermare Ok, il rilascio di allora. una tossina. Le
conosciuti, azione e sci-fi. Sì, direi proprio di sì. Sono sempre stati nelle Oh, mie corde. meno male che si è aggrappata al bordo. Aia, che testata che ho dato. Che cazzo di testata. Nascondiglio. E poi ci sei tu con le Dai, stavo esplosioni. andando pure bene. Non l'avevo mai vista in questo modo, ma in effetti. Ok, Ciao, Ozzy. salve. Ah, c'è il tracking. Sì, sì, sono proprio guidati al massimo. Però aspetta, 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 dove vai? Ce n'è un altro qua. Porteranno alla stessa zona? Io vado di qua. Vabbè, io vado di qua. Ok, tanto si incroceranno tra un po'. Oh, cazzo, torretta! Nemici, nemici! Anche un po' di overwatch, già. Quindi Ok, sono fatto. questi i maledetti robot di cui parlava il capitano. Sappi che ne vedrai degli altri. Abbiamo tutto per sicurezza, non si può mai sapere. Questa cos'è, la morte Il nera? ponte invece è in cima. Ok, aspetta, fammi vedere, non è che per caso adesso io posso salire? Ah, noi siamo qua. Allora, già ma dobbiamo attivare qua. Questo se lo giri qua non fa niente, quindi... Porca puttana! Che è successo? Questa cosa esplodeva molto. Vabbè, io ho fatto tutto. Ok, quindi muovere quel coso non fa niente. No, Ok. Aspetta che devo ricaricare. Ok, vai quando sei pronto. Ok. Allora, il fantastico ponte rotante di Milwaukee. Allora. E fino a qua, Sgrondel. andiamo su questa cosa qua. Ok, poi possiamo salire di qua. Sgrondel! Che culo. Là. Che culo. E mo adesso ce ne andiamo di qua. Ok. Ok, ci si deve... Oh, sgrondelissimo. C'è una torretta lì sopra. Ok, ottimo. Allora. Di qua non possiamo entrare. Devo abbassare io questo da qua. Ok, fatto. Vai, Jamox. Ottimo. Stroghissimo. Allora. Sto ferito. Abbiamo fatto bordello, Gianmarco. Ah, Fai presto prima che si Vabbè, richiude. infatti. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Disattivo. Vai tu. Ok. A posto. Disattivo, metti che c'è bonus, metti che c'è qualcosa. Quel robot non mi piace. Ok, gli dobbiamo sparare i raggi in base al colore che avrà. Ok. Vai, vieni qua, dai. Vieni qua. Ma tu ci hai preso da Final Fantasy VII proprio di paro passo proprio. Sei un cugino. Allora, aspetta, così al momento prende danni. Si è fatto blu. Già, ma ok, aprimi un coso blu. Avrò un coso blu? Sì. Aglia, sorta. Coso blu vabbè. Ok, fatto. Tolto scudo e lui si può attaccare. Ok, rosso, aspetta. Rosso me lo devi fare tu. Dove sei? Ok, aspetta, aspetta, vai. Vai, Jamox. Ah, cazzo, pensavo si fermasse un attimo. Ok. Ok, pusha la bestia. Blu, che cavolo, con uno è rimasto. Dove sei? È stata te. Ok, Sto qua. apri questo. Sucalo. Ma allora sei proprio un farabrutto, sei. Mi ha fatto cadere nell'acido super biodegradabile, mortacci suo. Ah, potevamo usare anche il gancio in mezzo. Ah, vabbè, vabbè. Ma si no. L'ascensore si è attivato. Ok. Potenziamento? Assolutamente sì.
Ma sì, un piccolo upgrade, perché no? Allora, quando è che hai saputo di voler fare la scrittrice? Non ricordo. Me l'ha Un giorno detto sono mio passata zio dal l'altro disegno ieri. alle parole. Tu scrivi? Ed allora Ha non dato ho un più foglio, mi ha dato una matita, ha detto Pensi anche tu scrivi. che Ha sia detto. incredibile? Punto. Come le Fai parole, un se vengono capolavoro. usate con sapienza, Merda! No, potere vabbè, di cambiare non il sapeva se scriveva bene oppure no, Non quindi interessa cambiare il mondo. penso c'entri la Basta rantolite soltanto in che le questo persone momento. che amo stiano Eh? bene. No, capito. Perché Ci scrittrice? siamo capiti. Esistono modi più Rantolite. facili per fare soldi. Sì, certo, ma non c'è niente che sia Oh, siamo pure in paragonabile. orario. Io amo scrivere. Senza, penso che perderei la testa. So cosa intendi. È mandato un messaggio tizione. Ho potenziato così. Ok. Che E cosa ora? ci ha dato? Che si fa? Doppia pistola potenziata, ok. Oh, Che cosa fa? Rompiamo addirittura i facciamo portali. esplosioni, proiettili esplosivi, ok. Ok, rompiamo le barriere, non i portali. Ok, quindi Devo iniziare io o inizio io, mi sa. sì, rosso. Rosso, vai. Ah, ok. Tutto con L2. Tocca a te così. Vai. Tocca a te. Ottimo. Sei pronto già, Mox? Sì. Ah, c'era il mio computer da spegno. Ah, ok. Quanti ce ne sono dietro? Aspetta, aspetta, aspetta. Già, ma questo ci frega con una cosa. Anche perché già è capitato in passato che per una virgoletta ci siamo persi qualcosa. Quindi, nel dubbio. Allora, Fare tu. sei pronto? Stai iniziando a calarti nella parte. Va di Chester. Guerriera, Zoe. Sopra Basta una mica c'è piccola qualcosa, pianta no? per far crescere una possente quercia. Questo lo vedremo. Ok, qui non c'è nient'altro. Ottimo. No, no, non calibra. No, che calibri? Che devi calibrare? Calibra niente. Ok, questo dobbiamo farlo prima esplodere e poi lo spariamo. Vai, togli scudo. Non ci sono ancora, eh. Aspetta, ho sbagliato a mirare. Oh, sporcaccioso che non sei altro. Ok, a posto. Accidenti, qui si fa sul serio. Oh no, altri Power Ranger. Oh, quanti ne sono? Ecco che si ricomincia. Blu, Dice sia battute colpite. fatto uno. Ok, uno è morto. Ok. Aspetta, mi sono un attimo distratto perché mi è arrivato un messaggio. Aspetta. No. Ok, è morto un altro. Grazie. Ok. Vai, Dragon. Ok, a posto, fatto. Roba qua sopra. Stai Ok. bene, Zoe? Umani Quindi uno, adesso di qua. robot zero. Bombe da Ma bulli. appena ci possiamo. Oh, attento. Distruggile. Ah, ok, li puoi far cadere giù, volendo. No, sporcaccione. No. No. Certo. No, caduto giù. No. Stavo vedendo a te e non avevo visto che potevo rialzarmi. Vai, spara, spara. No, perché non è caricato? Perché? Aspetta un attimo. Che mi sembra strano il messaggio che mi è arrivato. Ok, fatto. Gronder. Eccovi sistemati. E adesso di qua. Gianmarco. Aspetta, fammi vedere un attimo sta cosa. Vengo lì. Aspetta. Ok, allora.
iniziamo a fare mentre... Ok. Ok. Interessante. Ah, bene, Venuto il naso. bene. Molto bene. Oh, bello. Ok. Ma possiamo andare ovunque. Possiamo andare ovunque. Bello. Allora, io già ho precaricato. Sbagliato. Paglia. Ho fatto il fruttol. Non riesco Rifruttol. a capire la distanza. Così. Ok. Vai. A posto. Tolto coperto. Ah, tu a forza vuoi andare là. Oh, si è attaccato. C'era anche il turbo? Per fare la schivata. Ok. Sono saltato. Oh no, combattimenti in aria. Oh no, è finito. Sto tornando. Uso fuori uso. Arrivo Lozzi. Ok, uno eliminato. Uno ce lo siamo tolti davanti, ok. Aspetta. Vai, tolto scudo un altro. Ok, Dai fuori l'ultimo. Sì. ok, a posto. Quindi, binario di qua. Oh no! È Sgrondel! È Sgrondel! Allora, vicini vicini. Vai. Ok, sei pronto? Sì. Sgrondel. Ok, fatto. Non mi reparti di vedere. No, mi stavo un attimo preoccupando, me lo sono visto un attimo in faccia quello. Oh no, no, ma mi stavo divertendo là sopra però, ma Prima perché? un autoscontro aereo, ora un tunnel vorticoso. Ti piacciono i Luna Park, vero? Allora. Grandi sono le montagne russe. E meglio è, e a te? Io preferisco Ah, alcuni sono aperti, attenzione. la roba di Quindi si chiudi, stavo Povero sparando. papà. Gianmarco, brutta situazione qua, se perdi un secondo il tempismo è finita. certa che per te lo facesse volentieri. Oh, ogni volta era pallido e gli girava Ok. la testa. E io mi divertivo un mondo a prenderlo in giro. Quindi sì. Allora, c'è qualcosa da sparare lì in C'è un'altra storia alto. secondaria. Dove, dove? Ah, di fronte, Lozzi. Ah, proprio di fronte, aspetta, allora si va prima di fronte. Io pensavo che era in alto perché sembrava più una cosa nascosta. Invece la difficoltà è qui che ci sono più ostacoli. Va bene. Questo mi suona strano, Gianmarco. Gianmarco, questo è strano. Questo è strano. La senti? Oh, questa... Sì, è proprio... Che cos'è, Zoe? Benvenuta alla gara degli aquiloni. Gara Va degli bene. aquiloni. Mi sono ispirata Che a un domanda? gioco che facevamo io ed Ella da bambine. Ok. Ti va una piccola gara? Mi stai sfidando? Che c'è? Hai paura forse? Paura? Io? Lozzi, dobbiamo sei sfidarci. Va bene, facciamo gara di aquiloni. Partenza. Allora, Via! Aspetta, non ho capito, che dobbiamo Così non fare? Allora, vincerai mai! Mi dobbiamo sta fare la aiutando. corsa, Gianmarco. Bella Vai, corsetta. Johnny, vai! Sei più avanti tu, no? Ma non ti posso mai recuperare. Non sarai già stanca! Ma se ho appena No, cominciato. perché proprio adesso? Troppo giù, troppo giù. Mayday! Non avevo capito. Non avevo Vabbè, capito. siamo andati in equità qua, praticamente. Ok, adesso ho capito, ti potevo risuperare, mannaggia la miseria, mannaggia. Un gol. Potere mistico dello Sgrondel. Dove dobbiamo andare? Qua. Tu fa pure con calma, ci vediamo più tardi al tramonto. Sì, No, sì, non avevo visto la sì, strada. vai, vai, Fruttol. Vai così, Fruttol. Poi, Vai nel cerchio. poi, aiuto, Prendi tutti i cerchi. aiuto.
Aiutatemi! No, perché si è atterrato tu più avanti? Sono morto così. Ho missato il cielo. Eravamo di una parità. Eravamo di una parità assurda. Fatto brutto. No, aspetta, aspetta, aspetta. Io ho appena passato un albero. Ok, ce l'ho fatta. Mi sono rimesso in carreggiata. No, no, non sai che ho fatto, non sai. Ma perché stai avendo tanti problemi? Sì. Ma non eri presente alle lezioni di volo? Ma perché? No, tu devi restare Non riuscivo nella a zona prendere di quello. vento, non No, so proprio che devo niente. restare- Guarda, Non riesco a vedi, vedi. vai, un altro po', vai. Vedi io che cosa devo patire. Vedi che fa. Mannaggia Eva. Aspetta. Vai, 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 vai. Così. Ma stai vedendo? Va troppo veloce, va troppo veloce, non riesco a entrare nei buchi. Questo è una mano. No, così non va, non va. Oh, vai, vai, insisti. Ce la puoi fare. Ecco. Sono rimasto fermo. Vedi, muoversi non era un problema. Non vado, non vai. Ok. È stato fantastico! Bello questo minigioco, se l'avesse curvato. Oh sì. Dai, non te la prendi. L'ultimo punto eravamo esattamente al millesimo di secondo. Ah, solo questo era. Vabbè, una sfida così, dai, dai. Speravo qualcosina un po' più lunghetto. Va bene. Fa niente. Qui ci siamo fatti delle grosse risate, va bene. Storia secondaria strappata alle grinfie di Raider. Bene, ora torniamo alla nostra missione. Mamma. Ok, fatto. Ma lo sai oggi? Sopra. Salve. No, stavo cadendo giù. Mo, chi ha ragione? Io o tu? Di cosa? Io sto qua. Ma noi siamo venuti da là, Gianmarco. Come siamo venuti là? Gianmarco, noi siamo venuti da là. Abbiamo passato qua e siamo andati alla storia secondaria. Dovevamo salire sopra. Ma bisogna Scusa, salire non siamo sopra. venuti da qua. No, vai, sali sopra, non ti preoccupare. Vai tranquillo. Dovevi. Più. Ah, sì. Vedi, ce la fai, io ce l'ho fatta solo con uno. Ok. Computer. Va bene. Oh, e adesso? La difesa inizia proprio a detestarci. Continuiamo a tormentarlo. Sgrondel. Sfadangen. Vai, ognuno si dà la sua piattaforma. Oh, aspetta, Giamma, pulsante. Dove cazzo stai? Pulsante sul muro. Ok. Andiamo. Chi sei? Una piccola introduzione. Allora, dove vogliamo andare? Io devo andare di qua. No, penso dobbiamo andare nello stesso, perché comunque si alternano. Allora cominciamo. Ma di tu dove vuoi andare? Vai. Ok, vieni. Caccopuzzo, più vicini dobbiamo stare. Sto parlando in movimento. Posso... No, ma pensavo l'avessi capito e mi stessi seguendo già. Vale, senza Ok, vai. Vai. Ok. Buca. Vai. Buco. Avanti.
Allora, Dobbiamo rifare. sì. Vai. Comincio. Aspetta, no, noi abbiamo completato la zona, già, ma dobbiamo andare avanti. Andiamo avanti, questo qua. No, dobbiamo andare avanti di qua. Possiamo andare C'è avanti. la zona di qua, sì, sì, sì. Si va di qua, si va di qua e via. Ok. Oh no. Comunque si è bloccato giusto in tempo. Allora. Ok, attenzione. È cambiato lo stronzo. La pioggia verde non è mai un buon segno, vero? No, evita di bagnarti. Ok. Aspetta, aspetta. Ci conviene stare dentro. Ok. Sinistra o destra? Destra. Ok, pronti di qua. No, Gianmarcone! Gianmarcone, aspetta! Ah, sei salito da sopra. Sì, sono riuscito ad entrare, non so manco io come. Va bene. Vieni. Apri il buco. Ok, a posto. Rally di glu a Vai. sorpresa, mio. Ottimo. Cosa? Non sono... Non importa. Ottimissimo. Adesso! Ok, uno muore laggiù. Suca. Monti. Ok, a posto. Presto! Fantastico! Push to try. Bella. Ci stiamo addentrando nella fabbrica. Sai che questa storia delle super guerriere mi piace? Non sei costretta a dirlo. No, sul serio.
Eccoci qua. Allora, faccio continuare cutscene nel frattempo. Sì, Dai, che l'umanità è parte sto qua? divertente. Ok, è finita cutscene, a posto. Tutto a posto. Facciamo un po' di tutto nel mentre. Allora, ecco qua. Non c'è neanche nessuno stasera, quindi situazione molto comoda. Molto tranquilla. C'era stato un attimino un piccolo problemino e ho provato a risolvere per quanto possibile. A posto. Allora, vediamo che mi ha mandato Tizione. Dragon Ball Wapus. Waipus. Avevo letto bene allora. Ok. Questo è quello che mi manda il tizio. Conosco. Tizio, sempre uno di noi. Bravo tizio. Allora. Cosa di nuovo? No. Ok. Allora. Sì, tanto a questo punto ci facciamo pure sta mezz'oretta qua. Abbiamo iniziato un pochino tardi. Ci togliamo un altro blocco da mezzo. Per il potere di Sgrondel. Non si può andare a Sgrondel. No, ci ho provato. Allora. No, fermi, ho fatto solo un passo avanti, volevo solo vedere la zona. Sai, quando le trattative falliscono, di solito segue la guerra. Ok, spero non sia questo il caso. Ok, restano. No, dopo un po' si tolgono, giustamente, giustamente. Aspetta, vediamo se riusciamo a fare. Volevo fare un cerchietto tutto intorno. Niente. Niente. Non è stato possibile. Ci ho provato. Bravo. Allora. A bombazza. Andiamo avanti. Ah, aspetta, è una botta. Io pensavo che era stazionario e ci fermavamo un attimo sopra. Ok, sei pronto? E non. Aspetta, aspetta, mi conviene prepararlo prima. Avevi ragione tu, aspetta. Allora, fermati. Vai. No, Sgrondel. Forse aspetta, ci conviene prepararcelo prima e poi ci lanciamo. Ma aspetta. Sei pronto? Vai. Vai, vai. No, Pippo Baudo. Aspetta, aspetta, facciamo così. Guarda, facciamo così, bello facile facile. Attaccalo soltanto, non farlo esplodere subito. Vai. A posto, aspetta. Chi ti ha detto di andare? Chi ti ha detto di andare? Fermati. Fermati, aspetta, tu ce l'hai ancora, fermati. No, devo rimettere. No, c'è ancora, Giamma. È quello laggiù che cos'è? È un fallo. Ah, va bene, aspetta allora. Io ti riapro, tu lo lanci, come si riapre a me lo rimetto e li apriamo tutti e due per bene, vai. Aspetta. 1, 2, 3. Ecco qua, a posto. Lavoro di squadra. Succhiol. Di qua. Quei nodi sembrano molto Allora, mo interessanti. qua. Ah, ok, tutte e tre insieme. Aspetta, aspetta, aspetta. Lo lanciamo su quello giallo e li facciamo aprire contemporaneamente. Sei pronto? 1, 2, 3. Sgrondel. Però aspetta, c'è qualcosa qui dietro. Aspetta, aspetta. Non c'è un tubero, possiamo andare. Andiamo, controlleremo tutti i corridoi. Uno non ne vedremo. Uno. E sarà lì dentro là il tutto. Oh no, Pippo Baudo della squadra d'assalto, dove vai? Perché te ne vai? Non me ne devo andare. No, penso di no, Gianmarco. Faccio fare l'entrata col botto.
Io poi stavo cadendo, mi sono aggrappato sopra, non so manco io come ho fatto. Dare i laser verdi, capito? Devi evitare tutti i laser. Ok, va bene. Wow, questo posto è davvero fantastico. Proprio Vincenzo e Gianmarco, avventure di due fantastici amici. Vabbè. Ma bello. Ehi, Zoe, Dimmi, stavo ripensando a una cosa che hai detto. e cioè? Quando hai detto che Sgrondel. c'è sempre un po' No. di noi in ciò che credi. Non l'ha detto? No. Ma io penso Tu di ci sì. credevi davvero? Oh sì. E non importa quanto proviamo a nasconderlo, qualcosa viene sempre fuori. E questo è il bello. Sembra che tu stia attraversando un momento difficile nel mondo reale, ma non è tutto da buttare. È così che ti sei accorta che qualcosa non quadrava. Che vuoi dire? Quando hai iniziato a dubitare di Raider e sei finita nella mia simulazione. Diciamo soltanto che ho visto così tanta roba medica e gente attaccata a macchinari da bastarmi per una vita. Grazie per essere entrata nella mia simulazione. E così possiamo lottare per le nostre Giusto. idee. Oh no! No, fammi spegnere la sigaretta, aereo, aspetta, fermati, fermati, fermati un attimo. Ma perché ce le sono più aerei, aspetta. Uno è quasi morto. Vaffanculo. No. Ok, no problema. Ok. Colpo, Zoe! Perché hai sgrondato? Quindi si è messo davanti. Ah, sorry, sorry. Ok, andiamo. Oh cazzo lo... Il tuo. Apri, apri! Ho aperto, vai Gianmarco. Lotta contro il male. Ok, sono dietro. Qui di qua. Ok. Sgrondel. No, dobbiamo evitare così vedi. Pensavo che si mettesse già sull'altro lato, ok. No, non ci deve andare manco se sta dall'altro lato prima, ok. Vabbè. Devo fare qua. Allora, aspetta, aspetta. Semplicemente così. Ecco qua. Sgrondel. Ah, per quanto? Ok. Perché faccio il tasto sbagliato? Sì, No, ah, ok, ok. Io sono stato lì un po' e non risaliva, non ha fatto niente, va bene. Vabbè, ho avuto culo. Sedia bei bambini con meno di 9 anni. Buonasera a te, quello. Buonasera quello. Allora, fino a qua ci siamo arrampicati. Sì. Adesso, Salto doppio e... ok, un po' di wall running. In guardia, Zoe. Tutto bene, quello? È molto pericoloso. Allora, tu metti bomba a è me stato pericoloso finora. e poi ne dobbiamo mettere un'altra per i meccanismi. Ok, apri. Ottimo. Ottimo. Oh, tutto a posto. Noi siamo un attimo tra i cazzi che ci vengono addosso. Non so fare, così. Di lato. Aspetta, Sgrondel. Oh, porca miseria. Ok. Ci ha cacciato dalla chat di Kick, non so il perché, ma va bene. Va bene. Oh, ci stiamo trovando un attimo in una spiacevole situazione. Oh, no, 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 no. Vedo. Torretta volante. Via. Fatto. È morta torretta. Ok. Sì, cazzo.
Ok. Attenzione, attenzione. Tenta la ruota. Tenta la ruota che arriva. Ok. Ok. Sì, questa sera siamo soli soletti, ma noi il sabato comunque lo facciamo in modalità full relax, perché poi non sappiamo se ci colleghiamo oppure no, poi chi esce, chi entra, che va. Stasera tutti fuori, magari da qualche parte c'è stata pure una bella serata, quindi perché non approfittarne? Anche perché noi qua stiamo passando un attimo dei problemini. Via, via, via. Ok, vai già, Mox. No, no, perché? Perché? Ok, che culo. Dai a te. Che Oh, culo. vabbè. Che culo. E adesso? Ma come cazzo faccio? Ah, aspetta, 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 aspetta. Vai, vai. Ottimo così. Ok, comunque se la sono studiata bene. Hanno messo anche i pulsanti dietro. Ok. Allora, sei pronto? Che cosa abbiamo fatto? Ah, escono i drones. Il mini drones. Oh no, oh no, oh no. Attenzione, attenzione. Tensione. Merda. Ok, devo far saltare te. Ok. Allora, mettiti in posizione. Sei pronto? Dai. Ok, se mi dai un appiglio, un bavaglio, se mi lanci qualcosa, Gianmarco. Ok. Ok, adesso siamo separati però. Allora. Allora, aspetta, posso venire di là? No. Quindi magari non è questo il primo? Ok, hai avviato la catena di comando. Tu riesci ad aprirmi pure di qua? No, perché ti serve il blu a te di là. Io non mi posso aggrappare qua, aspetta. No. Se tu ora ti metti tipo di sporging, forse riesci ad aprirmi il blu. Aspetta. No. No, c'è il vetro di qua. Quindi tu puoi aprire di qua. Ok. E cosa devo fare io di qua? Niente. Ah, Gianmarco, aspetta, aspetta, Gianmarco. Prepara il portale. Prepara il portale. Ok, aspetta. Facciamo una prova. Aprilo. No, dico io via. Ok. Via. A posto. E mo tu mi apri l'altro di qua. Ottimissimo. No, dicevo, se abbiamo attivato quei cosi ci sarà un motivo. Ah, aspetta, 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 aspetta. Che dobbiamo farlo a tempo. Allora. Pronti? Via. Ottimo. Pulsantone. Aspetta. Ok, anche io sul pulsantone. Ah, non avevo visto il pulsante, scusa. Colpa mia. Ah, quello stavo dicendo, sto lì sopra, che cazzo devo fare mo? Ci avevo proprio fatto caso. Allora, non c'è altro. Ok. Ok, tutti pesci. Soggetti da laboratorio. No, ha chiuso l'attività dopo che Solo una storia secondaria? Mi dispiace molto. Poverino. sento odore di guai. E che tipo di guai? Guai al forno in crosta di formaggio. E io sono intollerante
Ok, allora. Ok, dobbiamo attivare le misure di sicurezza manualmente. Sta- E allora diamoci da fare. Ok, benissimo. Diamoci da fare. Allora, vieni tu di là o vengo io di qua? Perché se no... Ok. Ci dobbiamo lanciare nella zona opposta. Quindi tu mi dovresti anche lanciare un... aprire la zona di là. Ok. Shootami. Quindi lo devo preparare anche a te. E lo dobbiamo... scusami, e chi mi lancia a me? Cioè, chi lancia l'altro? Cerca un pannello dentro la cassa rossa e blu. Dobbiamo riuscire a entrare Ti trovi? in qualche modo. Ma facciamo che io faccio la stessa cosa a te, no? Quindi vieni di qua. Qua però c'è qualcosa, aspetta. Per andare più veloce e muoversi. Ok. Ok. Devi avere il coso, lo dico. Sì. Che coso là? Lo so. Ecco qua. Hai tozzato faccia e faccia. Facendo. Vabbè. Non me l'hai aperto. Pensavo di aprirtelo in tempo. No, si è aperta dietro. Ah, e allora no. Aspetta. Aspetta. Mi hai fottuto. Lo rilancio. Adesso sì. Ecco qua. Mi hai gropolato, ma perché? Che quando si è aperto l'altro ho fatto lo stesso errore. No, Ma merda. sto cercando di capire come dobbiamo risolvere questa situazione. Aspetta, sto poco concentrato. Aspetta. Aspetta. Fammi andare. Ok. C'è una cosa importante. Io mo sto qua. Se tu fai qua. Ah, no, una alla volta, lo zio. Ah, ok, a posto. Io già li ho posizionato, ti devo lanciare. Allora, aspetta. Mi non ho fatto perdere io tempo. Allora, pensavo fosse un attimino Dai. più a tempo. Ok. Il gioco là. Allora, così. Io non posso... Oddio, mi entra proprio tutto nella zona, Gianmarco. Tutto. Tutto. Ok. Mi fa rispondere tu così? Sì, lo sto facendo. Fatto. Distruggiamo questo rottame. Ok, c'ha 2 interruttori. Ok, ottimo. Cosa sta facendo? Attenzione, attenzione. Attenzione. Gini, falli scoppiare. No, che palloncini, che è? Hit? No, no, ma che? Ah, fare così. No, no. Vabbè, vanno giù pure facilmente. Ok, dove sei? Ok. Sei con me? Sì, Vediamo il turno. ce li ha dall'altro lato. Vai. Aspetta. Ok. Fatto. Fatto. Io non so dove sto sparando. Ci mandiamo un altro. Vieni qua. Poi è solo quello aperto. Aspetta, vieni qua. Si è spostato. Aprio. Vai. Ok. Messo un attimo la zampetta sotto. Oh. Calmo. Stanno arrivando. Calmo. Calmissimo. Ok. Allora. Oh. Aglia. Perché proprio a me? Perché? Ok, dove ce l'hai gambetta aperta? Dall'altro lato? Sì, sì. Ok, Jammox di qua. Aperto. Vai, vai, rompi gambona. Ok. Vai che fa la doppietta, vai. No, Pippe, perché fai questo? Questi sordo. Aspetta, riapri.
Sporcaccioso che non sei altro. Ne arrivano altri! Guarda. Ok, di qua, di qua, di qua. Cazzolo. Vai. Ok, Giamma di qua. No, ti sei arrivato lo scudo. Aspetta. Vai Giamma. Vai. Ok, suca. Cioè, non siamo ancora fuori pericolo! A posto. Oh, lo dobbiamo portare noi adesso. Oh, sì. Adesso. Oh, no, 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 no. Devo fare qualcosa in alto. Così, vieni di qua, ti lancio. Allora, aspetta, dove sei? La tua A piattaforma. sinistra? Quella rossa? Ok, qua. aspetta. Occhio a quelle mine! Aspetta, eccomi, eccomi. Vai. Andiamo di là. Quasi fatto. Sparami pure con me. Sei pronto? Sto arrivando. Sei carico? Forse. Sei sgrondel? Vai. E allora vai. C'ha lo scudo, c'ha lo scudo. Che ti buttano via vita. Ok, aspetta. Vengo io di là. Via. Vai. Ok, rotto il primo. Ci ho provato. Ok, vieni. Sgrondels. Ok, ottimo. È morta la bestia. La bestia trionfante è morta. Che misure forti? Basta, fermati. Che misure forti vuoi usare? Per piacere. Custode della fabbrica, ma cosa vuoi? Scudo rosso? E adesso verrei un attimo rotto. Dove vai? Vieni qua. Qui sono le cialde. Non te ne andare. Caduto? Fatto male? Aspetta. Eccomi. Ok, spara, spara, rompo. Oh no, no, fa il cattivo. No, te ne anche premuto. Fa il cattivo. Vieni premuto, vieni premuto. Quanto tempo riusciamo a resistere? Poco e niente. Vabbè. No, No, questa è brutta cosa, questa qua. questo non è bello. Questo non è This affatto. is a problem. A very big one. Oh no. Cazzalo. Distruggilo! Aspetta così. Ok, non ha più lo scudo. Cazzalo. Per guardare te. Mi dimentico di fare io i checkpoints. Esci fuori? Bastardo? Prendere una testa! Ok, tolto. Non spara in automatico quando finisce la ricarica. Gli dobbiamo andare sopra? Sì. Vai, già, Mox. Ok. Numero uno. No, non va più di questo, ok. Stupida testa! Taglia. E non muore, e non muore. Aglia. Cacchiolo. Aspetta, ma di qua. Pulsantoni.
To. Suka. Ha sucato. A posto. Oh, non voleva andare giù in nessun modo. Codolo. Abbiamo finito, giusto? Sì, niente sopravvive a una cosa di... Sto cercando di capire pure io adesso dove dobbiamo andare. Secondo me forse di qua. Non di qua perché è tutto chiuso, quindi indietro. Grondello. C'è la scala qua. Ok, sta a posto. Grazie Jammox. Prego, prego. Storie secondarie niente. Strati... Oh, aspetta un momento, aspetta un momento. Oh, aspetta un momento, Gianmarco. Secondo te perché Questa era nascosta. tutte le nostre idee? Non lo so. E non sta rubando solo lui. Chissà quanti altri scrittori avrà già rubato storie prima del nostro arrivo. Sì, è vero. Ma a quale scopo? Ok. Qualunque sia... Anche perché di là non c'erano può altre essere un strade. sacco di soldi. Soldi e potere. La storia più vecchia del mondo. A posto. Vadi. Ottimo. Gran bella mossa. Di qua. Sì. Grazie. Eccoci. Allora, qui al momento è abbastanza tranquillo. 1, 2 e 3. Ok. Quello sembra fuori posto. Non sarà un'altra storia secondaria. Dove? Quello dove? Lì in alto? Aspetta un attimo. Ma tu che dici? Aspetta. Là. Stavo piegando il gioco al mio volere. Non ce l'ho fatta. Non è che qua si va avanti? Forse stiamo andando bene così, sai? Sì, è che si è attivato di là il dialogo. Aspetta, allora è là. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Sì, effettivamente quell'alone lì... no, le cose che ci sono lì sopra, Giamma. Ok, dobbiamo andare lì sopra. Ottimo. Sì. Ok, questo sarà particolare, Gianmarco. Ok, storiella secondaria. Halloween. Zucchette. Gomitoli di lana. Ok. Che cosa siamo adesso? L'ultima volta dei maiali, adesso no, sempre noi stessi. Ok, vabbè. Speravo proprio che ci capitasse questa. Siamo Ah, streghe? sì? Che cos'è? Ti faccio vedere. Allora, Allora, questa è una mia vecchissima idea. Devo preoccuparmi? No, e non vedo l'ora di mostrartela. salve. Niente. C'è nessuno. Allora, c'è una nave fantasma, Gianmarco. Ah, dobbiamo remare noi? Benissimo. Bene, allora. Aspetta. No, sono magici. Ah. Tu sei un mago, Harry. Sì, vabbè, questo palesemente. Al mercato della luna, il luogo in cui tutte le creature grandi e piccine vengono a vendere le loro merci e divertirsi. Ah, Aushan del mondo della magia, esattamente. Giusto. Per i gatti. I gatti? Il falmerino dei gatti randagi magici. Basta gatti dopo quello di prima, per piacere. Salve. Ce la date una bacchetta almeno. Qui c'è un gatto. Ciao gatto. Così, seguimi. Ok, dobbiamo portare i gatti qua. Va bene. Perché no? Ecco fatto. Volevi. Volevi arrampicarti là sopra, eh? Vabbè, ci hai provato. Ci hai provato.
Poi se ci sono le storie terziarie dentro le storie secondarie, questo mo non lo sappiamo. Ci sono le talpe male. Sono scappati i gatti. Madonna mia. Allora, già, ma decidiamo il colore. Qui ci sono le cromotalpe. Allora, vediamo un po' in questo bel paesino cosa c'è. Potremmo avere accesso alla fortezza. Ok, se per te ha senso. E ricorda di divertirti Vabbè. mentre cerchiamo. Arriviamo dopo domani. Vai Gianmarco, vai. Potremmo fare 4 live solo per fare sto punto così. Shh. Vabbè. Lasciano anche la bavina per te. Si scivola sulla bavina. Bello. Suca. Non so. Allora, aspetta Gianmarco, dobbiamo fare la ricetta. Aspetta, qui vicino, è qui vicino. Allora, 2 raffanielli di questi. Non bere che c'è la morte dentro. Ecco, a posto. Ah, aspetta, in base a quello che ti vuoi trasformare. Allora Gianmarco, allora, tua sorella il giorno 27 è convocata più uno di questi. A posto. Fai pozione, dai. Sono una nuvola. Come? Combina un po'. Aia. 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 Sono una nuvoletta. A posto. La sorella è convocata in un bel posto chiamato Tribunale di Agnano. Così. Può fare una cosa. Allora, io in cosa mi voglio... Quello in cosa ci trasformiamo? Scegli tu. Dalla bacheca sulla destra. C'è mistero però. Fatto. C'è mistero Sono fatto? diventato Ciao te. tesoro, io sono Zoe e la fantascienza è una super mega figata. Ok, Cioè, quindi aspetta. adesso posso giocare come te. Ok. Virtualmente sì. Fatela anche tu, fatela anche tu. Non si vede. Ah sì, aspetta. Ok, così. Così la vedi meglio. E non ti mettere davanti che quello sta leggendo. Ok. Bello il talpone col cappellone da mago, Una tromba. Possiamo diventare un gomitolo, una nuvola, un gatto, la copia dell'altro personaggio, una tromba e un fungo. Quello con il punto interrogativo. Ok, quindi prendiamo 2 Sfrongel Quello che ho fatto io, quindi tu mo diventerai me. e quindi sentiamo la battutina sarcastica. Come Vai. andiamo? Io sono Mio e sono una letale tecno ninja. Figata. Comunque si dice cyber ninja. Vabbè. Poi tornare a essere me stesso. Allora, però c'erano altre cose. Aspetta, Gianmarco, aspetta. Io mi ritrasformo. Gianmarco, ho preso la bacchetta, No. Gianmarco! No, pure io. Dove sei? Vieni qua, fammi provare la bacchetta. Come c'era? Dai, la voglio anche io. Ah! Ti ho trasformato in una sedia! Una sedia! Buona sedia! Tutto quello fai la clip per piacere, punto esclamativo clip. Sì, ma la voglio usare anche io la bacchetta. Suca, c'è una rana, c'è un rospoide. Con tanti oggetti è uscita proprio la sedia, benissimo. Come in Harry Potter. Fammi Sì. sta bacchetta, fammi sta bacchetta. Vai, l'ho posata. Prendi tu la bacchetta, dai. Dai. Possiamo metterne 2. Ok, sono un pesce. Vabbè. Cammino giustamente come un pesciolino. Va bene, prego. Posso la... No, il pezzo di formaggio, ma perché? Aspetta, no, mi ci potevo sedere sopra. Ok. No, Sei invulnerabile alla magia, da zitto. quindi le sedie magiche rende immune chi ci siede, ok. Ma secondo te ti Fatto bordello, Gianmarco. trasformiamo tutti? Come stai lanciando? Fatti i fatti tu. Sto facendo la magia. Fai la magia. Fai
il mago? Magheggia. Oh, ci sono i fuochi d'artificio qua. Infatti io l'ho preso e l'ho lanciato in automatico. Pensavo lo sparasse verso l'alto. Stavo prendendo la strega a volo. Mi scusi. Palloncino. No, ma perché? Hai fatto scappare i palloncini, ma... Guarda, ma però... Ah, allora, fammi prendere il palloncino. Prendo pure il gatto, a posto. Ma che t'ha fatto l'emporio delle caramelle che lo stai maltrattando in tutti i modi da mezz'ora? Oh, sì. Che c'è? Hai mangiato troppo? Oh cazzarola! Questo gioco è incredibile Oh comunque. cazzarola! Boom. E qua, fate tozzare. Aspetta, vieni qua, fermati. No, poi ci passiamo in meglio. Sì. Ne mangiamo un'altra. Caramella a tutti i gusti, ma soltanto uno. Rimbalzello. Ok, andiamo alla caccia del gatto. Vai. Vai, Vai. vediamo se c'è qualcos'altro. Aspetta. No, adesso solo questi qua i negozi. Magari se andiamo avanti esce qualche altra cosa. È andato avanti. Aspetta, la bacchetta me la porto, sì. Hai portato la bacchetta. Io intanto qua sto Io non so dove continuando. sia andato, però, lo zio. Ah, il primo qua. Diritto, diritto, diritto. Vedi il puntino verde? Gira un poco. Qua. Ok, eccomi qua. Va bene, perché no? Cappello. Coltiva fiori. Ah, dobbiamo disegnare il gatto, Gianmarco. Vai Gianmarco, vai. Da. Vabbè. Sciuppiduppaduppa. Vabbè, abbiamo tanto da fare, Gianmarco. Vai Gianmarco, disegna, vai. Perché non entrano? Fai bel gattino. Io quello laggiù non so perché sta entrando. Forse bisogna farlo tutto di un colore? Quindi devi fare tu pure l'azoto blu che ho fatto io. Io faccio la linea di qua. Va bene. Ok, che punto ho mancato, fratello sole, sorella luna? Che cosa ti manca? Sono dei buchi da dire. Ok, difatti ci sto un attimo ripassando. Fatto primo giro, gli ripasso di nuovo. Magari forse devono essere di un colore specifico, che qua sono passato 2 o 3 volte e non si illumina. Già, ma dobbiamo vedere i colori qua sopra, giustamente. La faccia è blu. Ok, per questo non è colora tutto, è colora con criterio, giustamente. Questo a volte non se lo prende. Ecco qua. Ok, poi devo fare il corpo, quindi questo qua lo devo fare io. C'è un puntino giallo qua. Ok. Poi devo fare zampetta fatto, altra zampetta fatto. Già, ma devi solo completare tu questi qua. A posto. Sembrava strano che non stesse entrando, perché il buchetto giallo a me me l'aveva segnato, però là c'ero girato 2 o 3 volte sopra, quindi... Vabbè, ok. Fiorellonzi. Salve. Che ore sono in tutto? Già, ma su 47. Minchia, dobbiamo completare, almeno dobbiamo vedere di far uscire il salvataggio. Tira fuori gatto. Prego, non graffiarmi. Ok. Nonno fungo. Dobbiamo tornare indietro e glielo dobbiamo riconsegnare.
Ok, c'è il re gatto qua. No, sì, che casino. Ah, possiamo fare la zona disegna quello che cazzo ti pare e piace a te. Ecco, fatto un cuore, più o meno. Allora, di qua c'è una porta ed è chiuso, di qua non c'è niente. Dobbiamo tornare indietro o nell'altro corridoio di qua. Quindi noi siamo venuti da qua. Ok, a destra allora. Bello. Sì, vai con le bolle d'acqua. O comunque ambientazioni sempre diverse nonostante comunque il tema sia comune. Ero convinto di averlo preso. Ma sia comune. Ero proprio convinto. Ecco, Ok, sgrondel. Allora, posato il primo gatto. ok, ancora Dici di più. salvataggio, dai. Allora, andiamo nella nuova zona che lì di sicuro si salverà. Prima zona fatta. Scelga lei, signor Gianmarco. Ok, zona cimitero, va bene. Lei ci porta sempre in posti molto allegri. Oh sì, oh sì. Davvero spettrale, Zoe. Puoi dirlo forte? Quindi in base a chi è vicino del proprio colore. Oggi neanche io. Stavo cadendo giù sordi. Però. Dici salvataggio. C'è un gatto gigante qua, Gianmarco. Questo Salve. gatto è enorme. Oh, ed eccoti qui, micino fantasmino. Vieni. Oh no, sì, però gatto. Ah, aspetta, Gianmarco. Su un'arpa io vado. Sogni d'oro. Si è incazzato il gatto, aspetta. Un po'. No. Dormi? Ok, Suca. torniamo all'entrata. Ci sarà un altro passaggio. No, dobbiamo rifare tutta la strada all'indietro qua. Ok. Qua. Dici perché hai fatto queste cose? Aspetta, c'è un altro passaggio di qua. Ma Va bene. va bene, Manca viandante, grandi avventure va bene. Nintendo. Sarà una citazione? No. Chi lo sa? Chi lo sa? Tipo qua mi dovevi far fare un salvataggio. Qua era perfetto. È un posto nascosto, difatti. No, si viene solo per questo. Abbiamo trovato un segreto. Sì, anche di discreta manifattura. Andiamo. Va bene, va bene. Eh. No, casse che ribalzello. Difatti perché ci sono le due talpe qui che vedo? Ok, qui non c'è niente. Aspetta. Vai. Ok. Dai, ce la possiamo fare, dai. Allora. Aspetta, bisogna prima portarlo qua. No, ce l'hai tu. Poi te. È con te. Devo provare ad andare all'altro posto. Vai, già sono pronto. Vai. Ok. Vai, più veloce della luce. Corri. Corri. No, e sei caduto, vabbè, non fa niente. Porto il gomitolo, aspetta. Abbiamo perso il gomitolo, Gianmarco. Oh, vabbè. Problema. Ok. Un gattino. Piano. Ciao gatto. Non spaventarlo. Ah, Crispio. Seguiamolo. Ribio. Mi consenta. Allora. Che cazzo è qua? Questo sì che Casa uccello grosso incazzato. No, aspetta. Ho perso la strega. No, che non è una strega, ma è una talpa che guida una scopa volante. Aspetta che sono un po' lontano. Mi dondolo.
fatto un doppio salto che non esisteva. Va bene. Ma perché il resto esiste? Però è sufficiente. Eccomi. Vai. Potere magico. Appare la scala. No, torna qui! Minchia per culo. Ok. Questa settimana ce ne a Way Up. Anche a Monster House. Oh no. Aiutami con questa strana casa. Ok, non è un mimic. Riportiamo Già questa. l'acqua in Oh, prendi libro. Andiamo. A posto. Dai, questo è salvataggio, dai. Di questo. Fallo fare. Sei una soggiola. Vuoi finire? Sei un fruffolo. Signor gatto è entrato? Ok. Dici salvataggio in alto, basso a destra, per piacere. Io devo andare. No, Quella è la cosa. Solo il Se no lo ribellarci era una rifacciamo. minaccia per la società. no, non c'è. No. Esci dalla storia secondaria. Questa è ancora la Ok. storia secondaria. No. Sì. Ah sì, questa è ancora la storia secondaria. Ok, è finita, è qua, questa è la fine. Questa è la fine, è fatta. Fruffolo definizione. Quando stai per fare una cosa in maniera impeccabile, ma all'ultimo secondo la sbagli. Wow. Non per colpa tua. Ma Ok, che? finito. Salvato. Beh, questa non me l'aspettavo. Oh, è diventato community. È comodo. Vero? Oh, io ed Ella qui ci divertivamo un mondo quando fuori pioveva. Devo ammettere. Io avevo dimenticato fosse una secondaria ad un certo punto. Il Stata nostro molto passatempo interattiva preferito questa era qua, creare molte cosine da avventure fare. emozionanti e storie magiche, poi fingere che stessero accadendo a un passo dalla nostra fortezza. Prego, prego. Ah, giustamente vengono utilizzati dei termini, è giusto dargli una definizione. Sembrerebbe proprio che il tuo amore per la scrittura sia nato qui. Ci ha talmente preso che avevamo dimenticato che Sì. fosse storia secondaria. Va Grazie, bene. grazie per questo gioco, mamma. Gioco, stai facendo il tuo dovere, lo stai facendo pure dannatamente bene, mettiamola così. Già, purtroppo dobbiamo andare. Troppo dobbiamo andare. Mi sa che hai ragione. Ok, Bello salvataggio, quindi finiamo in bellezza. Ah, dai. Salvataggio. Ok, dove eravamo arrivate? Siamo ritornati ad essere Mega Man e Proto Man. A posto. Allora, quello, noi andiamo a riposare e domani ci carichiamo per la nuova settimana. Vediamo domani sera cosa fare. Grazie mille che sei rimasto finora con noi. Grazie, quellone. Buonanotte e Buonanotte. buona domenica e ci vediamo domani. Buon riposo. Buon riposo.